notti in cerca di scambiare a volti patrioti valori a cristale, un sogno cittadella un vuli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Buddha dovrebbe essere uno dei più grandi e più belli poemi di letteratura universale e che si trova nel libro della Bibbia. Allora, la particolarità di che parla d'amore, ma parla d'amore di una maniera speciale, di una maniera assai sensuale, e ambientato qui l'amore fisico tra due persone che sono un uomo e una donna, Ugar e Agar, le bien-aimé e la bien-aimée, e che dunque ci portano una macchina dell'amore sublimato, un amore eccezionale, e dunque bisogna parlare subito, ma per dire un bello poema d'amore. Allora, era l'occasione per me di capire di noi, come faccio sempre, nelle nostre righe mediterranee, perché tutto si passa nel Mediterraneo, dopo ciò che non ha potuto ispirare il confinamento con un morisco a cerca che tratta di un mito di Noè, conoscete Noè, che è un personaggio che è ambientato della religione, che è la religione cristiana, ma di un Corano, dei testi apocrifi. Dunque, tutto questo ci ispira per via che la letteratura si ispira assai di Serai, che è di sogno, e noi particolarmente a sapere che la nostra canzone va a cercare sempre, a guardare sempre di più verso il Mediterraneo. Conoscete tutte le canzoni di gruppi corsi che ambientano il Mediterraneo. Dunque, qui è appena particolare questo lavoro. E perché questo lavoro? Allora, dunque, io sono qui da due progetti assai mediterranei, che sono dunque, avevo detto, a un mito di Noè, cantato, e di noi le bube di Odigeni Sacritas, che è un personaggio proprio mediterraneo tra l'Oriente e l'Occidente, che è un simbolo di una lea tra Oriente e Occidente, essendo figlio di un nemico musulmano e di una cristiana bizantina ortodossa. Dunque, è la storia di un eroe bizantino che ha ambientato una produzione di dunque Mediterraneo. E questo perché? Allora, questo è un libraccio staccato diciamo, a Bibbia dove lo si trova, di noi. Questa è un'edizione dunque di Uganti, staccata dunque dalla Bibbia, che voi vedete così. Allora, come che mi è giunta quest'idea di mettere da data già i testi, appoggiato una traduzione francese, ma di noi una traduzione italiana, questo che ho navigato tra lui e traduzione. Mi seria appoggiata nell'ebreo, ma non lo conosco mica, e dunque ho navigato tra parecchie traduzioni e parecchie traduzioni in francese e in noi di parecchie Bibbie, perché secondo un libro scritto sacro, un libro sacro che pubblicate, le traduzioni sono appena differenti, secondo quello che traduce in noi. Dunque, perché sto canto di Ganti? Perché ci sono anni e anni che sul libraccio lui l'ha
non stiamo da volte e leggo, ma non ci aveva mai pensato a fare qualcosa. E poi, sortendo con una vaglioletta, da queste bubea, da questo midolino, no. Ho pensato che forse sarebbe una buona di capitare questo poema che è magnifico e di va un canto d'amore, ma un corso. Dunque, di cosa parla questo canto di giganti? Allora, perché il canto di giganti? Il canto di giganti, chi può voler dire? Non avete un'idea? Pourquoi le cantique des cantiques, il canto di giganti? Chi può voler dire? Un canto sappiamo già che è lì, ma un canto di giganti. Vuole dire chi è un canto eccezionale, chi è il più bello di giganti. E basta, non andate mica a cercare più lontano. Dunque, si tratta qui di un Mediterraneo e particolarmente di Israele, di Gerusalemme, di Libano e di tutto ciò che è in giro a questo centro di Gerusalemme, assai conosciuto in tutte le religioni, posto che sapete che Gerusalemme è sempre stato, si vede anche qua, è un luogo che tutti vogliono, cristiani, musulmani, tutti, ci sono passati tutti, d'altronde non è più battuto una canzone. Se volete andare a ascoltarci una canzone, non te vuoi ascoltare la nostra che si chiama Gerusalemme, che dice Gerusalemme è tutto, Gerusalemme è nulla. Dunque, una specie di utopia così che ha portato la gente a battersi per una città emblematica. Dunque, Savola, posto che si può dire che è una vola, che è una vola che si sbugina con parecchi personaggi, due personaggi essenziali che sono la sposa e lo sposo, che sono chiamati così di tanto in tanto, ma che si chiamano in Ugaro e Agara, le bien-aimé, la bien-aimée, ou l'époux e l'épouse. Allora, chi si basa? Di una specie di dialogo e rispondi tra elle e lui, dunque contrastano e parlano d'amore, lo hanno bellezze d'uno e dell'altra, assai complimenti nanta o fisico, nanta o vestito, nanta tutto ciò che la rappresenta a persona, si complimenti, esprimono in noi l'amore portato, quando poi da qualche sia, come tu sei bello, vuol dire di noi che vuol tenere capo, perché a uno che non tiene mica capo, non dice mica come tu sei bello, anche se sei bello, o trovate off, se non tenete mica capo. Poi lui se non vi piace mica la persona. Ecco, allora, e mi aveva appena come sul canto si sbugina e come si può interpretare, posto che ci possono essere parecchie letture, manco due. E d'altronde, quando vi dico che è una poesia assai sensuale, anche sessuale, le volte, posto che ci sono i passi che aumentano proprio l'amore fisico, si domanda a uomo come hanno potuto mettere guarda un libro sacro. E d'altronde c'è stata una polemica a un momento dato, ma hanno considerato che aveva tutta la sovianza su quanto qui in della Bibbia e dei testi sacri ebrei, posto che l'amore è infinito e chi si può avere di noi qui, mica solo l'amore tra due persone, ma l'amore di Dio per uso popolo, e di uso popolo per Dio. Dunque, parecchie maniere di leggere questo canto. Dunque, se noi vogliamo fare un'interpretazione literale, leggiamo così, vi leggo un passo in francese,
e dopo il verrà Giuseppe come aiuterà ton corso. Il m'abreuvera des baisers de sa bouche, car enivrant sont tes amours plus que le vin. L'arôme de tes parfums est suave, ton nom se répand comme une onction. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment, entraîne-moi à ta suite, etc., etc. Donc, e quelli è un principio, ma vi erede che ci sono i passi assai più sensuali, assai più quantunque usintimo d'amore fisico. Allora, un'interpretazione liderale, dunque, si può pensare che su Gantu celebra a scoperta dell'amore e di asessualità tra un uomo e una donna. Esalta le sue fisiche, aveva detto, di l'esamato quanto alla sensualità di relazione tra l'innamorato, qui me baise des baisers de sa bouche, etc., car les baisers sont meilleurs que le vin. E a parole ebrea baiser, bacio, significa che l'amore fisico e che l'atto d'amore. Un'epoca di vin, ça nous dit chi su sa parola era impiegata per la celebrazione da piccia delle fianzaie o di matrimoni e pure voilà, un matrimonio io di aiutarti lui. Prima c'è tutta una vigilanza di lui e persone, ma allora ciò che è interessante di noi è che c'è come un momento dato una fuggita, dunque i due amanti si trovano, si gappiano, fuggono, si ritrovano, ed è sempre un passo bene così, con una specie di mistero in giro in noi a questi personaggi, posso dire l'uomo si dà parecchie personalità, posso dire l'uomo può essere a un momento dato un re, ma può essere di noi un pastore, e ella è sempre a stessa, di una zidella, che è una pastora, che è una, come si dice, sulamite, non so esattamente il corso come lo si dice, ma che è una zidella di un popolo, pastore osserva, non so mica, ma povera. Allora, dunque, qual è la scritto su poema? Posso dire, si sa, si suppone, ma c'è quantunque quasi una certezza che lui sia stato scritto da un re Salomone e lo stesso. Allora, qual è il re Salomone? Qual è chiesa? Il roi Salomone. Dunque, Dio re dell'anziano reame di Israele, che era reputato per sua ricchezza e soprattutto a sua sapienza, di un uomo savio, un buon re. E d'altronde si ritrovano parecchi scritti di Salomone nella Bibbia, posto che ci sono i proverbi, c'è souvent tutti i ganti e bon, dunque, Salomone è un figliolo e un successore di un re Davide. Il roi Davide, un re Davide, ne avete inteso parlare, con delle canzoni. Davide dunque dirà, il fondatore di Ashterpa, di re di Giuda, e a mamma di Salomone di Betsabea. Betsabea è quella che si chiamava, che li chiamavano la reine de Saba, la regina di Saba. Ne avete inteso parlare di tutti questi personaggi. Ce l'ho andato a scuolinare appena perché è vero che si sente le volte parlare di personaggi, voilà, ma non sappiamo mica esattamente quali sono. Dunque, il regno di Salomone si stende dal 970 al 931 a.C., per questo che Dio lo ritrosa. Dunque Salomone costruisce il primo tempio di Gerusalemme e nata la fondazione posta da Usorabu, il re Davide. Dunque, tutti sono attribuiti parecchi libri nella Bibbia.
Ma su personaggio di Salomone, come avevo detto, e c'è di che a prossimità di orte si trova tra la religione ugurano e la religione cristiana, la religione ebrea. Dunque si ritrova in de ugurano in uso, un viso d'un provveda chiamato Sulaiman. Dunque, su poema qui sarebbe stato scritto esattamente, non si sa, ma pensano che è stato scritto tra il 915 e il 913. Ecco, allora, voglio parlare di suo rapporto tra lui e persone, di questa vicinanza, di questa lontanera, e questo poema già vota, così, ma vicino, ma lontano, come significa che ha bisogno di trovare in questo genere intime questo equilibrio, l'amore, perché l'amore non è mica qualcosa di lineare, l'amore, vedete, quando una persona gli manca, de volte già la crea un manco, per risentire l'amore di una persona. Dunque, è un poema assai digerato di intimi di noi umani che non conosciamo tutti, quando noi siamo innamorati sappiamo ciò che noi risentiamo, e ora non sappiamo manco più ciò che noi vediamo, non ascoltiamo più i professori, pensiamo a quello che noi teniamo, a quella che noi teniamo caro, eccetera, e così. Allora, quando la comincia dunque le occasioni di esperienza amorosa, siamo caschiamo anche subito di un universo allegorico, l'allegoria che palesa l'impercettibile, l'amore e di uso oggetto. Dunque qui non è più ebbrezza e manco semplice interdetto o sottomissione. Certi bas si dicono tes caresses sont meilleures que le vin, tes parfums sont agréables à respirer, ton nom est une huile qui s'épand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Alors, che su passo che ho letto qui, che ho tradotto di noi, a leggera di dopo, è detto da un cuore, perché c'è di noi come la tragedia greca, c'è di noi un cuore che risponde. Allora qui si tratta di bello non sulla tragedia greca, questo che noi siamo 900 anni e più, non sa Cristo. Dunque c'è su cuore che risponde. Allora su cuore può essere e figliole o figlie, come chiamo io, di Gerusalemme. Allora se figlie di Gerusalemme rispondono, dicono, allora è la domanda, l'avete visto un mogato, l'avete visto passare? Allora qui non c'è più, è l'assenza, e lei dice no, non l'abbiamo mica visto, ma domanda le sentinelle sono un altro cuore che la risponde, un cuore che la risponde. Dunque si passa tutto così. E dunque su canto qui sceglie proprio una drammaturgia unica, posto che ci sono due solisti, l'uomo e la donna, un goro che si scomparte in due, e figlie di Gerusalemme e sentinelle, e due duetti. Rimarchiamo infine un carattere drammatico di un testo, enunciato dai due solisti e un goro che scompartono in due cantano duetti. Reviens, ô Sulamite, reviens, que nous te regardions, que dit Ugo qui parle. Pourquoi regardez-vous la Sulamite comme dans une danse à deux cœurs? Et tratto da drammaturgia greca, ma di noi a un rituale mesopotamiano, dunque questa forma di scrittura si ritrova in le altre culture, si tratti iscrive in un discorso d'amore, in una dinamica di rappresentazione scenica, si può dire quasi come un film. E dunque, allora, di Beraghi, tutte queste allegorie sono importanti. I rabbini sono i
ebrei prefini, i religiosi ebrei. Bene, qui hanno visto qui, come ho detto, la relazione tra Yahweh e il suo popolo eletto. L'interpretazione cristiana è la più tarda e ci dirà l'aspirazione di Chiesa verso Dio o l'amore scoperto tra Cristo e la Chiesa. Dunque, vi è degli letture oparecchie e quando leggo una domenica o leggo i leggi come l'amore di Dio e di suo popolo, leggo come una vola tra due persone che si cercano, due persone che si danno, e questo amore proprio che diventa eccezionale, che trabassa l'amore umano, anche per questo che è divino. Dunque, stino amoroso palese a sua fonte, a sua raiga, il suo oggetto, il suo destinatario. Allora, Dio re Salomone che l'ha scritto, il poema, ma su poema satirizza di noi. È lo stesso, il re Salomone, questo li mette in scena un re. Il re Salomone che è l'autore, l'amato, e Dio di noi quello a quale il testo è indirizzato. Dunque, su re Salomone qui Gesù destinatario e 3 volte ammintato a tempo come re, come sovrano, come poeta, come amante e de volte via anche a figura di un pastore. Esiste ama, da ello vengono e parole l'amore e sa presa di parola e quello interessante a me tua, di chi a Sulamide di a Sulamide di Ena, di l'amante di Aluna. Dunque, parla Elainu, l'amante a sposa, e si perde in speranza, a un momento dato cerca l'amato, gli tiene una cucina perpetuale e ella lo cerca, e tanto domanda, le devi visto qui, le devi visto voilà, dunque c'è speranza di nostra assenza che è pregnante in questo poema. E parliamo su questo amore giusto appunto dall'assenza di l'altro. Quando non si trovano mica si danno ancora più caro. Dunque, testo crugivile, su Gantu, dove si trovano di noi particolarità della religione giudea, quante influenze estetiche pagane e segni annunziatori di una religione incarnata. Si può capire l'esitazione di rabbini ortodossi a avalisare su testo, come testo vendo parte di testi sacri, ma possiamo di noi essere eluti dal fatto che l'abbiano accolto su testo in sante scritture, realizzando in questo modo una sintesi eccezionale di un mondo antico che sempre già affascinante, e di vera che è un fascino su poema. C'è di noi un aspetto interessante di l'affermazione di Alona, posto che del suo poema qui, a parola, Alona via a parola, sapete che pensiamo quantunque 930 anni, 900 di più, non sa Cristo, immaginate a condizione di Alona all'epoca. Dunque, e qui, nel suo testo qui, c'è una donna quantunque da un certo potere, anche se la si sottomette a volontà di un re, che è la che piglia a parola, dunque, diceremo in una letteratura mondiale, che è la prima volta, da qui, una donna piglia a parola così, di sposa,
e digeremo gli ure di ure e di obbligata a sottomettersi, ma di innamorata e di tenuta gara e rispettata. Viene di quando lo parla ello, ure i complimenti non ta bellezza e non ta persona che lo faccia. Di ella chi parla in un testo di Salomone, ello di avistiga e ella di oggi. Dunque, uso amore è leale e di nominato un nemica colpevole a sulla mida inaugurata e a prima donna sovrana davanti a un amato. E questo è importante quando si pensa a condizione di alunno. Allora, bon, qui ho fatto appena una sintesi di ciò che si trova di personaggi, dunque abbiamo detto l'uomo, la donna, il goro di donne, il goro di uomini e di noi a natura. A natura che è assai importante e che interviene a ogni istante. Posto che c'è una massa di simboli che palesano un senso proprio di questo poema. Allora, come simboli ci sono simboli naturali, ci sono i simboli che si trovano nella natura attraverso le piante. Dunque qui è spesso ambientato Amira, l'arboro Amira, la mira che è quella che può fare rugiare, che sente uno, e Amira che hanno portato i re maghi, sapete quando li portano i reali a un Cristo quando lo nasce, c'è di noi Amira. Dunque una sostanza aromatica che ha proprietà spirituale proprio potente. Bon, sente uno e si trova in Africa, nella penisola arabica e in Mediterraneo. Dunque, è usata in un peso infatti per lo spirito e per la persona. Gli egiziani lo utilizzavano anche per i riti funerari, i romani lo utilizzavano per profumare il tempio o a casa. Dunque, c'è quest'idea di purificazione attraverso l'incenso, attraverso la mira, attraverso l'olio, che di noi parlano in noi assai di l'olio, di amira, di l'incenso, e dopo ci sono i frutti. Ci sono i frutti e particolarmente a Mergana che è assai mintuata. Mergana che è un simbolo di vita eterna. Il è a fertilità, questo che questi ranelli di Amergana rappresentano la fertilità, simbolizzati a risurrezione, come erano che succede all'inverno. Dunque, in simbolismo cristiano, di vita a sti romboli di Amergana, il frutto rappresenta la Chiesa, a sua unità in della fede e a comunità di fedeli di Chiesa. Dunque, dei giudei questo frutto attorno a un'altra simbolica e ha un ruolo importante come simbolo di rettitudine. E sanno anche che a Mergana c'è 613 gromboli, che sono tutti accatastati uno all'altro e corrispondono ai 613 comandamenti di adorare. Guardate appena
come a natura faceva le cose. Dunque, gli ebrei dicono che quando li vestigliano il Capodanno mangiano a mergana grombolo a grombolo, perché tutti i voti possibili si possano realizzare. Ogni grombolo un voto, se gente crede. Dunque, a mergana di noi a metafora di ricchezza e a terra promessa di Israele. In dei cantico di ganti, i guanci di Azidella sono paragonati a mergane. Dunque, può simbolizzare di noi a fedeltà, a passione e ci dicono amintata l'ua che la sia, l'ua di avigna o l'ua bassa, a un momento dato è dolce o do frutto a emolabre come a scaccia d'ua bassa o mele, aiutato così. Dunque vedete che l'ua sotto tutte le sue forme è presente, bon, avigna, l'ua, si sa chi di noi chi ha inventato la vigna e chi si era anche ubriacato, va ricordato, nel inteso parlare. Dunque questa vigna è simbolo di un sangue in noi, Dio Signore, eccetera. Dopo si trova in noi un albero come un cedro, non avete inteso parlare, il cedro du Liban, il cedro di Libano, di un albero sempre verde che può simbolizzare la giustizia, la fede, costante, forte. Bon, di noi il cedro sente, ha un olore, un balsamo forte, il legno di cedro simbolizza di noi questo profumo che piace a Dio. D'altronde, quando il re Salomone in Deo canto di canti si va a un letto per le sue nozze, appronta il letto di fatto di legno di cedro. Dunque, ci sono animali assai, leoni, tigri, gazzelle, pecore di sicuro che sono curate dai pastori e assai gigli. Sapete ciò che è un fior di giglio? Le lis, fior di giglio che è un fiore di Sant'Antonio, sapete, ma un fiore di giglio bianco rappresenta in noi la purezza, la portà. Penso che mica troppo certo non ha ucciso, ma penso che lo simbolizza soprattutto quella purezza. C'è di noi assai acqua, e l'acqua si sa che è un simbolo di femminilità. L'acqua, questo qui, c'è di noi l'acqua che due posite prima di nascere, di l'acqua che può trovare nel corpo umano perché siamo fatti d'acqua più che d'astro e quest'acqua qui è simbolo di noi di purezza e di femminilità e di noi di fonte di vita. Posto che in questo poema c'è la vita che è celebrata, la vita attraverso l'amore, un amore incondizionale, un amore divino, un amore che rende le persone più belle. Allora, c'è l'oro, l'argento, l'avorio, l'ivoire, tutte queste materie preziose di noi che sono purezza e lume spirituale, e dunque dei santuari utilizzavano assai oro, dei templi, dei tabernacoli, eccetera, assai oro degli oggetti di culto, anche qua si vede, i candelabri, i tavolini, eccetera. C'è un mele che è una ricchezza naturale, un dono divino che nutrisce
e chi facebrò e un mele di noi ricorda a dare la promessa di Israele dove esige di cola, un latte e un mele. Rendete conto di un paradiso, di sicuro ci rimanda all'Eden, un paradiso perso di l'uomo. C'è l'aloe di noi, l'aloes, che è simbolo di vita eterna e di immortalità. E poi Seviglia e Gerusalemme, perché c'è una simbolica in noi attraverso un vestito. Seviglia e Gerusalemme si vedono, tessero, filano, coseno e coseno in noi per l'altro. E qui è una macchina iaona che cose e che costruisce, che porta forza e dignità alla vita. Donc questa simbolica di un vestito è simbolica di noi, di una donna virtuosa, della sua doppia dimensione doppia, posto che la goge di noi per l'altro. A sua casa un tema inunda, posto di questa donna che ne o pilastro. Dopo c'avete di noi tutto un simbolo di una persona, di un fisico. Allora c'è un poema in principio che dice: sono negra ma sono bella, o figlia, Sadirisa Ugoro dice a Sulamite dice: sono negra ma sono bella, o figlia di Gerusalemme. Dunque, e si vede di noi che in certi passi è descritto un re, mettiamo come una persona che ha le pelle dilate, i suoi capelli ricciolati, e ella è negra. Dunque, vedete che c'è la differenza tra una di un popolo, una donna povera che ha a pelle che è stata al sole e che è negrita, e un re che cura il suo aspetto, i suoi capelli e tutto ciò che volete. Dunque, questa donna è una donna delle montagne e dunque i capelli, ne voglio a questi simboli di una persona. Dunque, a pelle mort o mica mort, e ella dice: sono negra ma sono bella, o figlia di Gerusalemme. Vi dirò dopo e poi vi verrà giusente. I capelli, allora i capelli c'è una simbolica forte in giro ai capelli. Allora, i capelli dell'uomo e i capelli della donna non è mica gli stessi. L'uomo prima aveva i capelli lunghi, o Cristo aveva i capelli lunghi, tutti Samson aveva i capelli lunghi, e si sa che quando gli tagliano i capelli perde la sua forza. Questo vuol dire che il potere e la potenza di questi capelli, che sono simbolo di forza per l'uomo. E i riccioli di noi è importante perché questi riccioli sono come corde che fanno all'era con Dio, sempre. Un capo rascato non è mica là perché è come un popolo senza Dio. E d'altronde si vede come un capello è stato anche durante la guerra, quando gli rascavano i capi alle donne, che era una simbolica forte, gli cacciavano tutto, a sua dignità, e poi forse chi sa simbolica qui di lei con Dio era cacciata di noi, perché chi ha dunque dice uno che ignorer Dieu est comme se raser la tête, se mettre à nu.
comme si le cheveu était une relation, un lien ou une tresse, une boucle comme une alliance avec l'Éternel. Donc, il y a des guiches, sto gabello importante. E allora, si sa chi, e noi strevetti abbiamo sempre un mandile un cavo, un mandile per piantare i gabelli, perché chi in Oriente di noi piantano i gabelli, perché chi ha un gabello è di noi un oggetto di seduzione per l'uomo, e chi un bello gabello lungo attrae a rama di l'uomo. Dunque io la piantavo gabello e i gabelli sono riservati a un marito, a un sposo. L'altri uomini non devono mica avere un gabello. È così che si passa in Mediterraneo, fine che si passava. Allora c'è un passo di noi che parla di i gabelli come una onda di gabre. Una onda di gabre lampade, lentate da Galado, da Gilado. Dunque, allez, con gabello ricciolato alla violetta. Cantique des cantiques, mon bien-aimé est blanc et vermeil, invece che ella è negra. Uso gabbo e d'oro puro, iso riccioli sono neri come un gorbo, iso occhi sono colombe arantalonda, chi ciumbano deulate, reposant au sein de l'abondance, eccetera. Ecco, dopo vi verrà la pena di traduzione. Voilà. Aspettate, per finire. Dunque, gabello, passiamo un altro gabello. Voilà. Dunque, questi sono tutti i simboli che si trovano, immaginate d'altri. Dunque, ora abbiamo passato a destra proprio. Dunque, vi voglio leggere, admettiamo, a destra nanta un fatto che la sia negra e chi è la satirizza e figlia di Gerusalemme dice sono negra ma so bella o figlia di Gerusalemme come è tende di Ghedare e vendere di Salma è occasione di vendere di tende di a vendere di noi a vendere divina di Sabadria di Gerusalemme. Amo belle mora, un fa de gaso, ma bruciato un sole. Un fa de gaso, ma bruciato un sole. I figlioli di mamma, baladi sono fratelli, in collera, ma non messa a curare vigne. Amo vigna a me un l'aglio curata. E qui, allora, è speciale perché si passa d'un interlocutore a un altro. Donc qui parla un goro e per un momento dato dice satirizza uso gabo e dice dimmi dove tu porti e domande a Pascula chi è un boiuga a mezzo ai bastoni poi trovate sono negra ma sono bella dunque dopo ce n'è un altro che vi posso dire Amo promessa dunque di un re che parla di ello che gli dice l'hai rapido mogore, promessa mia a misurella. Allora c'è sempre di noi sul rapporto ambiguo tra l'amante, il fratello, la sorella, vi erede che a un momento dato ella gli dice ti volerei come fratello, perché se tu sei un mio fratello, nessuno ci vedrà di modo a criticarci e se tu sei un mio fratello ti puoi raggiungere ancora e poi dopo guarda lei dice ti volerei come fratello nutrito a un petto di mamma e infatti di bestrava ti volerei raggiungere senza che ognuno mi disprezzi entreremo in casa mia ma impareresti l'amore. Hai capito come è maligna?
e biglieri a mulino, ligore e mergane, e m'impareresti l'amore. Ci discederemo delle vigne, sentiremo nascere a Bampana e sbucceranno i frutti come un dono d'amore. Hanno sciolto il suo profumo sotto i nostri portelli tanti mergani fioriti, imbalsamati, e qui si dirizza Ugoro, un discida de Usogno, Oviglia e Gerusalemme, eccetera. Dunque vedete chi sono passi, chi sono proprio lei. Uleto e il re non si è evaluata da affrontare il letto e di un letto splendido dove noi ritroviamo tutti questi simboli d'oro, d'argento, eccetera. E con il letto e il re intorno stanno uomini valenti e curati da uomini, da guerrieri, uomini di fortezze di Israele. Tutti portano a spada a fianco, a bezza ogni raso, chi hanno solo spavento. Un litaggio ha fatto un re, con un legno di cedro, colonne e argento, spallera l'oro, a spallera se la tête de lit. O figli di Gerusalemme, dorna qui si dirizza a Ugoro, chi rigamade con ardore, figlia di un re che si innamora. Allora quella è nozze, una gurone, un tesoro, fu giorno allegrezza ancora. Allora, se volete, vi faccio sentire appena in musica, che ne avete una deccia. Allora, vi faccio sentire, non dall'ordinatore perché è un po' savastro, a figlia di principe che dice, su testo dice, come l'isobelli dope in de dosandole, figlia di principe. No, delle occasioni di tutta la persona, da un gabello che parla una banda di presentate da Gilade, o da un bere de esandole, vede tutta questa sensualità, che comunque fa su poema magnifico. Santo la figlia di principe e curva di fianchi sa come gioiello per la regista non dove mai manca un cuore rispondi tra parecchi protagonisti de volte mi sono aiutata appena di libertà, ho adattato, de volte ho messo a mufra invece di a gazzella, mi sono appena, ho fatto una specie di ricreazione, ma tenendo quanto che lo spirito. Allora, vi faccio sentire un altro. Sono mica giocati un mese. Forse questo,
in vivo. No, perché c'è strumenti come viola c'è oboe, e c'è allora adesso un disco che sarà una parte orchestrata, tutto il repertorio orchestrato, e lascerà un altro le stesse canzoni solo con piano e voce. Dunque sarà un doppio CD. E Audrey legge in pigna ci sarà, se volete là, piano e voce. Allora, vi faccio tanto un altro. Qual è su delle passate? Isolage. Ah no, aspetta. Bon, quindi è più dolce. E quindi il me baise des baisers de sa bouche. Che restano gelose dei isolagi. Sogno dolce di noi d'amore e di profumi un gusto dolce che distanti rose dei isolagi. Bravo! Bravo! Si devine male. Allora aspetta, no, io qui va sempre usucillo, ma aspetta. Aspetta. Ah, di questo di quello che avviene, dice pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car fort comme la mort è l'amour. Biedeghi si paragonedia l'amore è a morte e usintimo d'amore è forte come usintimo di amore. Ecco. Voilà. Dunque, ma vieni così, eh? Wow. Vabbè. Invece di fare tutto che per
fumetti di ragno ci porta proprio una ricchezza letteraria infinita. Allora, non è mica quello ho fatto. Io ho studiato particolarmente lo schema della religione, ma la religione, tutte quante le so una radica, un fondale di una cultura giudeo-cristiana che è la nostra. E giusto appunto c'è da che pia e c'è già ce la conosce, perché ce la conosce per via che noi vogliamo siamo arraigati a questa tradizione qui, non pratichiamo mica, sono ricco. Guardate che noi in Corsica, che le siano confraterne, che le siano messe cantate, non so mica, c'è sempre stata questa tradizione di fede popolare e d'accolta popolare che traversa la nozione di fede. Dunque le religioni sono state inventate dall'uomo giusto appunto per portare qualcosa, per avere una diremmo, per trovare risposte alle sue questioni, particolarmente nella morte. Dunque interroghiamoci, andiamo a cercare, andiamo a leggere, perché qui non pare nulla, ma qui a livello di letteratura e di riconosciuto, non so mica io dico, di uno dei più belli poemi di un mondo. Dunque, a sua forma, a sua concepitura, il suo fondo e tutta la simbolica che lo porta, tutta la dimensione che lo ha, ne va già un oggetto di studi, posto che ne va già un oggetto di creazione per l'artista. C'è un pittore Chagall che ha trattato andate a bene, Chagall, le Cantique des Cantiques, vedrete come lo ha trattato in pittura, e altri di noi. I circalori si vendevano in noi a questa questione qui. Dunque vedete che può essere interessante di conoscere tutto questo, non vi va mica male, non vuole mica dire che domani va prete, vedete ciò che vuol dire. Dunque, a me è mediato per fare una produzione discografica, per parlare un po' di noi e per dare rappresentazione in giro su questo qui. Ed è stato tradotto da Norbert Paganelli, credo, che ha fatto la traduzione corsa di 20 Ecco, faremo conclusione, vi ringrazio e vi dico a presto. In circa di scambiare a volti patrioti valori a cristare, un sogno cittadella un vuli a stanciare, un'idea zitella di tempo e tempo